Allora, buongiorno a tutti. Oggi non c'è Marco, non c'è Vincenzo che a fare un esamino che dobbiamo fare tutti, anche Pilosio, Fare, qui a fare o la robetta che ti viene a casa o facciamo la coloscopia. Ti organizzo, io la farò a luglio, è una cosa da fare dopo i 50 rotti anni, perché se no allora sono già tardi. sei già tardi, boh, ti farò io la cosa. Allora, dedichiamoci, visto coloscopia e roba, cioè, quindi la dedichiamo a Vincenzo che adesso è in mattinata, la sta facendo, quindi il primo pomeriggio sappiamo che non avrà niente, quindi le la dedichiamo, così magari intanto che aspetta che gli facciano l'esame, legge la barzellettina. E allora c'è la barzellettina che c'è, questo qua muore, arriva, sai, all'inferno, arriva Luci lei mi manda, e qua può scegliere, qua allora, arriva già sfiga che sia arrivato all'inferno, però c'è una scelta, vede, ci sono varie c'è, vede, la porta dell'inferno tedesco, inferno francese e inferno italiano. Ma come, vede, insomma, questo qua apre, ma scusa, sì, in quella porta, cioè l'inferno francese, guarda, l'inferno francese è così. Mattina appena si alza scodellate di merda, bella colazione scodellata di merda, è arrivata anche la Sabri, ciao Sabri, pomeriggio martellate nell'alluce dei piedi e verso sera frustate con chiodi, belle frustate chiodi. E in quello inglese, guarda, quello inglese invece, ecco, invece in quello inglese scodellata la mattina di cacca, tanta cacca, mazzarca. Martellatone nell'aluce, sempre, no? Primo pomeriggio. Pomeriggio sera, anche lì frustatone con i chiodi nella schiena, una roba. Italiano, ecco, italiano invece scodellata la mattina di merda. Primo pomeriggio, anche lì martellatone nell'aluce. E la sera invece frustate che chiodi. Sì, non c'è nessuna differenza. E Lucifero, scegli l'italiano. Ma se non c'è nessuna. Scegli l'italiano. Ma se non c'è. Se è tutto uguale, che scodella. Scegli l'italiano. Un giorno manca la merda, un giorno mancano i chiodi. Allora oggi è venerdì. Vi ricordo. Farà adesso, vedo che i ragazzi che organizzano Pilosio, ecco Pilosio, poi abbiamo Paolì, siamo sempre meno qua, che l'11 luglio, domenica in Castello, ci sarà Gala St. Friends, quello che dovevamo fare a Giovanni Dauni rinviato per Covid, snippeti, tappiti, tupiti, no, il Covid non è 3 anni, 20, 21, 2 anni. Infatti col Covid tu sei diventato male, eh? E allora l'11 luglio ci sarà, quindi preparatevi, adesso verrà fuori, spero vengano fatte pubblicità sul Messaggero, eccetera, anzi ringrazio amici messaggeri, per vedere dove prendere i biglietti, come, quando, perché. Dalle Tre Sorelle, dagli amici delle 720, è tutto, a lunedì, a Dio piacendo, ciao, ciao, ciao.